Un percorso ad anello nel cuore delle montagne bellunesi. È il cammino delle Dolomiti, oltre 500 km suddivisi in 30 tappe. E non di solo trekking si parla, ma di un camminare nella quiete e nella natura, su strade e sentieri poco battuti, alla scoperta delle vallate e dei borghi più autentici di questo angolo di Veneto. È un cammino che è stato pensato per itinerari battuti, non complicati e quindi che non richiedono attitudini alpinistiche, ma solo la volontà di camminare, il piacere di camminare. Esiste una rete dell'ospitalità costituita da oltre 150 operatori che potranno dare adeguata assistenza ai percorritori del Cammino delle Dolomiti. Una riscoperta in fondo del modo più antico di viaggiare, camminando, con un potenziale turistico per nulla trascurabile, al punto che la Regione Veneto ha deciso di promuovere il Cammino delle Dolomiti inserendolo all'interno del progetto Cammini, il Veneto a piedi e la poesia del viaggiare. Non puntare soltanto sulle destinazioni già conosciute e classiche, come possono essere ovviamente Venezia, Verona, ma pensare a far conoscere e scoprire il cosiddetto altro Veneto, che molto ha da offrire proprio legato a questi percorsi sul territorio che poi fanno conoscere anche quelli che sono borghi antichi o altre città magari meno o paesi meno noti. Il Cammino delle Dolomiti abbraccia l'intera provincia di Belluno, incontrando luoghi carichi di significato storico e religioso. Non a caso, partenza ed arrivo sono qui, al santuario dei Santi Vittore e Corona, sulla cima di questo colle che domina la Conca Feltrina. I feltrini lo considerano il centro religioso loro, perché è qui che si incontrano, il loro ritrovo è qui. Raccoglie un po' la storia di questo ultimo millennio, raccoglie l'arte e poi la religiosità.